L'eroe veneziano di Capodistria Biagio Giuliani è stato commemorato in occasione del 420° anniversario della nascita, con una cerimonia molto partecipata al Museo del Mare del capitano Ferruccio Falconi. Dal 1963, al Lido di Venezia, nella via che porta il suo nome, c'è una lapide che lo immortala, e questa importante pagina di storia è stata riproposta all'attenzione che merita dall'importante opera di valorizzazione storica e culturale dell'Associazione Veneto Nostro, presieduta da Alberto Montanier, un percorso che dura da un anno. Lo ricordiamo doverosamente, anche per dare una lezione a tutti i veneziani di ripescare l'orgoglio degli antichi, di quelli che ci hanno lasciato questo tesoro immenso. Erano tutti marinai, oggi non lo sono più. E questo museo, voluto da me, il Museo Attivo Falconi, insegna a tutti ad andare per mare. Questo eroe capodistriano, veneziano chiaramente, nel 1645, all'età di poco più di 40 anni, perde la vita in un gesto eroico, fa esplodere la polveriera dello scoglio di San Teodoro di fronte al porto di Cagnà per tentare di fermare la flotta ottomana che stava invadendo Creta. Quest'anno è il 420° anniversario della nascita, perché nel progetto che abbiamo presentato in regione siamo riusciti a scoprire anche che è stato battesimato in novembre del 1604, quindi insomma ricorre quest'anno il 420° anniversario. Prendere da questi personaggi, da questi episodi, i valori positivi. Chiaramente non da un punto di vista militare, perché ci auguriamo che nessuno debba più farsi saltare in aria per difendere qualche cosa, però i valori dell'attaccamento, l'attaccamento alla comunità, al proprio territorio, alle proprie tradizioni, alla propria cultura, alla propria storia, che poi venga tradotto nella vita di tutti i giorni.